Euroregione News. Come espandersi negli USA? Confindustria Udine e Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia hanno affrontato in un convegno lo scenario di un mercato di riferimento ed in ripresa quale quello degli Stati Uniti d'America. L'Istat indica che l'export della provincia di Udine verso gli USA è cresciuto dal 2012 al 2013 del 47,6%, da 235 milioni a 345 milioni di euro. Il salto è dovuto ad un marcato aumento delle esportazioni dei prodotti alimentari, delle bevande, dei prodotti in metallo e dei macchinari. In un quadro complessivo di Regione Friuli Venezia Giulia i dati sono ugualmente confortanti, con un balzo delle esportazioni dal 2012 al 2013 pari a poco più del 13%. Ovviamente il tutto va anche inquadrato nell'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti, che dovrebbe vedere finalmente la luce a breve. Citando il position paper di Confindustria, Unione Europea e Stati Uniti costituiscono circa il 50% del PIL mondiale e quasi un terzo dei flussi commerciali globali. Ogni giorno vengono scambiati merci e servizi per un valore medio di quasi 2 miliardi di euro. Tra gli interventi al focus quello del direttore finanziario di Eurotech, Sandro Barazza, che ha detto che per avere un'azienda negli States è necessario conoscere bene la mentalità americana. Non si può gestire un'impresa negli USA applicando il modo di pensare italiano. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.